Manovra in corso, cosa cambia per i comuni? Ma cambierà che innanzitutto l'IMU pare vada definitivamente alle casse dello Stato, in cui una parte ridotta, circa il 40%, verrà destinata ai comuni, quando sembrava che l'impostazione stessa dell'IMU era sostanzialmente finalizzata a dare la possibilità ai comuni di avere il maggior gettito possibile. Questo significa in parte penalizzare rispetto agli obiettivi della riforma federalista. E poi comunque per i comuni si prospetta un ulteriore taglio pari di 1 miliardo e 200 milioni, verificheremo se quello è il numero finale di un testo che si sta ancora scrivendo, così come un ulteriore appesantimento di carattere fiscale che va negli immobili dei comuni e quindi residenti sui comuni, e che verrà determinato con dei moltiplicatori nuovi per quello che riguarda la definizione dei valori imponibili di catasto. Tutti elementi che non mi pare vadano nella logica dell'autonomia quanto di una scelta d'emergenza per salvaguardare il bilancio pubblico più che quello degli enti locali. Si è parlato comunque di criteri di virtuosità, è previsto qualcosa in questo senso almeno per compensare? Non mi pare, i criteri di virtuosità sono quelli che sono stati iscritti nella riforma federalista. Sono criteri che entreranno comunque in funzione nel 2012 a prescindere da questa manovra, e che dobbiamo vedere come potranno integrarsi rispetto ai tagli che sono stati annunciati in questa manovra. Quindi dovremo vedere come sarà possibile coniugare criteri di virtuosità rispetto alla partecipazione a un fondo che dà la possibilità ai comuni virtuosi di avere risorse in più da spendere con i tagli che sono stati effettuati. Credo che però l'accordo che è stato fatto in ambito regionale da parte dell'ANCI per il patto di stabilità regionale sia la cosa più importante dei prossimi giorni. Perfetto, e sempre sul patto di stabilità pareva ci fosse qualche novità a riguardo? La legge di stabilità 2012 prevede la possibilità dal 2013 di far partire il patto regionale di stabilità integrato, cioè la possibilità da parte delle regioni e enti locali di fare un unico patto di stabilità unico, trattarlo direttamente con lo Stato e quindi utilizzare al meglio gli spazi reciproci per poter spendere risorse che sono disponibili. Questo significa poter dare maggiore efficienza alla spesa degli enti locali e mettere nelle condizioni anche la regione di riuscire a soddisfare più esigenze per i cittadini. Credo che sia un'altra sfida che nel 2012 l'ANCI regionale potrà insieme alla regione affrontare. Perfetto, grazie onorevole.